Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di questo nuovissimo game. Quest'oggi ci troviamo all'interno di un mondo completamente diverso ragazzi. Avevo voglia di rigiocare questo titolo, ci ritroviamo all'interno di Little Big Planet 2 e come ben sapete in questo periodo estivo, anche a inizio autunno, non ci sono molti giochi, come dire, innovativi, molti titoli innovativi da giocare, quindi come dire, avevo voglia di effettuare qualche bel livello all'interno di Little Big Planet 2. Come ben sapete Little Big Planet 2 è un mondo completamente diverso dal nostro, anche se ci assomiglia, come potete vedere il nostro globo terrestre sulla sinistra, all'interno del quale ricopriremo i panni di un fantastico omino di pezza all'interno di svariati livelli in questo semi-universo alternativo. Allora, ovviamente io il gioco l'ho finito circa 6 mesi fa, 8 mesi fa, però avevo voglia di rigiocare qualche livello, come dire, insieme a voi. Se magari vi piace vi farò vedere anche il comparto multiplayer, che sicuramente è pieno di minigiochi da giocare con gli amici e soprattutto anche con altri giocatori di tutto il mondo. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Come potete vedere il nostro universo anzi il nostro globo terrestre ci assomiglia, però il mondo di pezza, come dire, ricopre particolari avventure, particolari peripezie, dove il nostro personaggio sarà l'unico in grado di attraversarle e sicuramente l'unico a riuscire ad affrontare tutti i livelli. Allora, il nascondiglio di Da Vinci, partiremo dall'Europa. Quest'oggi sono riuscito a svolgere il 72% di questo livello, però vedremo un po' di capire cosa ci rimane ancora da fare. Allora, vediamo di partire immediatamente dall'inizio ragazzi. Allora, vediamo un po' introduzione. Per adesso nell'introduzione ritroveremo dei particolari tutorial, quindi vediamo di rimetterci immediatamente in forma con questa prima avventura. Vediamo di giocarla immediatamente. Allora, vediamo un po' quello che accade. Probabilmente avremmo potuto leggere la nostra descrizione prima di catapultarci immediatamente nel gioco, però è meglio essere, come dire, pronti all'impatto. È un gioco ragazzi platform che mi è piaciuto davvero tanto in questi ultimi mesi, quindi come vi ho detto avevo voglia di rigiocarlo e quindi fatemi sapere che cosa ne pensate magari al termine di questo gameplay, in modo tale da capire più o meno se vi è piaciuto oppure no. Allora, vediamo un po', addirittura possiamo giocare con altri giocatori oppure dedicarci alla nostra avventura da soli. Vediamo un po' cosa succede. Allora, vediamo un po'. In un mondo in cui regna la fantasia, un antico male mette a repentaglio la sopravvivenza del cosmo. Lo chiamano Negativitron. Ma chi può fermare l'inarrestabile? A questo mondo serve una sola cosa. C'è bisogno di un eroe. Silenzio, Avalon. Un uomo diabolicamente bello, incredibilmente maestoso, è l'unica speranza. Basta. Diamine, Sackboy, hai avuto una fortuna sfacciata a sfuggire al Negativitron. Anzi, eccoci qui. Tutta, hai avuto fortuna a trovare me. Eccoci qua. Il mio nome è... Io sono Avalon Centrifuga. Come no? Guardate come ride. Mio. Il mio nome è... Larry Da Vinci. Larry Da Vinci? Il mondo del fai da te è in serio pericolo. Noi, l'Alleanza, insieme sconfiggeremo il Negativitron. Bello. Avalon, diamine, fallo dire a me ogni tanto. Beh, io lo dico meglio. Ehi, bella. Guardate come Da ride. Vinci ti metterà alla prova per vedere se sei degno dell'Alleanza. Noi non verremo mai sconfitti. Speriamo. Ehi, alla prossima, Asso. Ci vediamo. Ciao amico. Torna presto. Dovrei fare da me, dovrei proprio. Ma lasciamo perdere. Per spostarti in sicurezza nel mondo del fai da te ti servirà qualcosa. Ti presento il tuo Pog. Vediamo un po'. Ma che diavolo? Aia. Ma Non funziona. perché? Oh, Ti presento il tuo Pog. Woohoo! Si parte, amico mio. Devo solo assicurarmi che tu sia pronto per l'alleanza. Iniziamo finalmente la nostra avventura. Test. A tra pochissimo.
Andiamo. Avete visto? Eccoci ragazzi all'interno della nostra prima avventura. Come potete ben vedere siamo riusciti ad arrivare finalmente nel primo scenario. Come dire, la zona europea era una sorta di livello introduttivo per capire più o meno le meccaniche del gioco. Comunque questo è il nostro caro Sackboy. Date un'occhiata al suo grande faccino, come dire, i capelloni degli anni 50. Mi sembra un po' un suonatore di quell'epoca. Comunque vediamo quello che possiamo fare. L'obiettivo, ricordate ragazzi, è riuscire ad accumulare il maggior numero di queste bollicine in verde, per accumulare ovviamente più punti e sicuramente ottenere il superamento del livello. Quindi vediamo quello che possiamo fare. Andiamo da questa parte, qui c'è una sorta di leva. Vediamo un po' cosa serve. Andiamo. È troppo dura per noi. Dannazione. Forza. Niente, mi sa che dobbiamo andare dall'altra parte. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Questo è, come dire, il primo livello interattivo. Prima di tutto dobbiamo attraversare i gradini. Questa, come dire, è un membro dell'alleanza che ci permetterà di sconfiggere il nostro nemico. È strapieno di cattivelli. Questi schiappatori saranno utili, lo so. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Afferra uno di questi paracandidi, devi scivolare su queste ringhiere come un ragazzino. Allora vediamo un po'. Attenzione amico mio. Ole. Perfetto. Vediamo di andare dall'altra parte. Ok, vediamo di fare come ha fatto lui. Perfetto. Ok, andiamo. Bene. Allora vediamo cosa possiamo fare da questa parte. Mi sa che dobbiamo raccogliere il massimo di queste bolle. Bene, scendiamo sotto. Mi sa che ne dobbiamo prendere un'altra. Maledizione. Calma. Ok, andiamo da questa parte. Bene. Attenzione, dobbiamo trasportare tutta questa roba. Un vero e proprio Schwarzenegger il nostro amico, Ok, facciamoci qualche altro bel salto. Ovviamente i primi livelli sono abbastanza semplici, però, come dire, col passare del tempo diventeranno sempre più complicati. Ok, attenzione. E adesso come possiamo fare? Sono dei biscotti, ho capito. Attenzione che questi cosi fanno davvero male. Ecco, questa è la nostra, come dire, entrata di checkpoint. Ci permetterà, come dire, di guadagnare la possibilità di rinascere da questa parte. Ok. Come facciamo ad entrare, maledizione? Forse ho capito. Devo colpirlo con questa sorta di barilotto. Attenzione. Perfetto. Ok, ovviamente il nostro caro Sackboy è allergico sia all'acqua che anche all'elettricità, quindi dobbiamo stare attenti a quello che facciamo. Ok, 1, 2, 3. No, mi sono dimenticato, come dire, il nostro biscottino. Vediamo di prenderlo. Attenzione. Eccolo qui. Perfetto. Dannazione. Maledizione. Ok, procediamo dall'altra parte. Attenzione amico mio. Bene. Allora, uno dopo l'altro. Mi ricordo un po' Crash Bandicoot, ragazzi, della PlayStation 1. Davvero un ricordo mitico. Vediamo di passare da questa parte. Bene. Nuovo checkpoint. Vediamo di continuare. Ottimo punteggio per adesso. Attenzione. Ole. Vediamo di passare dall'altra parte. Ecco come funziona. Mi sembra un po' difficile. Vediamo di passarci. Speriamo che non si squagli questo dannato biscottino. Ok. Mi ricordo che in Little Big Planet c'era anche la possibilità di creare i propri livelli per farli giocare anche ad altri giocatori. Ok, e adesso come facciamo? Attenzione. Beccati questa amico mio. Mamma mia, un vero e proprio Michael Jordan. Vediamo di andare dall'altra parte. Perfetto. Ok, attenzione. Eccolo. Vieni qua amico mio. Maledizione, un po' troppo alto, calma. Meno male. Vediamo di procedere. Benissimo. All'interno ovviamente dei nostri livelli avremo la possibilità di raccogliere adesivi, ragazzi, che verranno ovviamente utilizzati per modificare i nostri costumi, e sicuramente otterremo anche nuovo equipaggiamento. Questo è un equipaggiamento standard che io ho ottenuto, i capelli, come dire, da Norbit. Attenzione. Eccolo. Beccati questa amico mio. Un po' di polvere qui e lì. Benissimo. Intanto guardate queste donnone che cantano sotto il nostro caro ragazzone. Ok. Beccati questo amico mio. Niente, mi sa che dobbiamo arrivare nuovamente a prendere il nostro biscottone numero 1. Bene, però bello forzuto il nostro uomo di pezza. Vediamo di andare dall'altra parte. Bene, avanti che ce la facciamo. Pronti al tiro. Tiro da 3 punti. Attenzione. No, maledizione. No. Ole, forse che ce la facciamo. Avanti. Maledizione, proprio bello duro questo ragazzone, Comunque nel corso della storia ritroveremo anche dei cartelli che ci indicheranno delle avventure che non sono raggiungibili, proprio perché c'è bisogno l'utilizzo di 2 giocatori. Quindi è un gioco davvero molto utile anche per quanto riguarda il multiplayer. Perfetto, portiamoci il nostro biscottone per vedere un po' quello che possiamo fare più avanti. Bene. Allora, vediamo cosa c'è da questa parte. Procediamo. Ho capito, bella. Procediamo. Perfetto, ci servono questi biscotti, mi sa. Ok, ancora rompono le scatole questi dannati Schwarzenegger da questa parte. Ok, vediamo, continuiamo. Benissimo, ancora la ruota. Perfetto, stiamo calmi. Maledizione, mi ha completamente bruciato
bruciato. Ah, quella è una specie di liquirizia che non permette il passaggio. Ok, dobbiamo passare nella grata in nero. Benissimo, continuiamo. Ancora questi dannati. Ok, fate una birra, amico mio. Vediamo un po', ancora ci sono biscottini da questa parte, perfetto, prendiamone uno. Allora, vediamo un po' adesso. Ah, bene, attenzione a non rimanere infilzati al nostro sederone, dobbiamo stare attenti. Calma, ok. Ce l'ho fatta, perfetto. Ah, ci sono delle spine addirittura. Bene, 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 bene. Calma, perfetto, un gioco addirittura con molta pazienza. Forza, bene, ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Questo, ragazzi, è uno dei primi livelli ovviamente introduttivi. Gli enigmi non sono molto difficili, però è come per darvi un assaggio di questo fantastico game. Quindi mi raccomando, a fine gameplay fatemi sapere che cosa ne pensate. Ok, calma, ci ho pensato poi alla fine che cosa dovevo fare. Bene, ok, calma, vediamo di passare da questa parte. Bene, eccoci arrivati dall'altra parte, benissimo. Vediamo un po' cosa c'è qui. Addirittura un piccolo aggeggio. Perfetto, continuiamo a procedere. Quanti soldi abbiamo raccolto? 5.000. Bene, una sorta di catapulta. Ok, andiamo. È come dire una sorta di paesaggio a tema di dolci, proprio in questo periodo estivo ci sta. Perfetto, ancora ci sono delle monetine da questa parte, quindi vediamo di raccoglierle tutte. Bene, ok, facciamoci un bel salto al piano di sopra. Ole, 1, 2 e 3, perfetto. Vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Bene. Ah, questo mi sembra un po' complicato, attenzione. Mi sa che non possiamo saltare nel pezzo in viola, quindi vediamo di essere rapidi. Ok, calma. Mamma mia, il nostro caro amico deve essere un forzuto di prima qualità. Proprio per rimanere appeso a una sbarra di ferro per minuti e minuti deve essere uno Schwarzenegger in persona. Ok, montagne russe deliziose. Perfetto. Allora, mi sembra che dobbiamo colpire quella sorta di palla in bianco. Vediamo di farlo. Bene, non è che abbiamo combinato qualcosa di strano, Ok, era proprio un trucchetto. Andiamo al piano superiore. Perfetto. Vediamo cosa c'è da questa parte. Ah, la nostra ragazzona? Vediamo un po'. Allora, è troppo per il mio giardino di comignoli. Wow, vediamo un po'. Ma almeno abbiamo raggiunto la casa. Mio cornettino alla mandorla. La macchina delle intuizioni non è lontana. Ora vediamo un po' cosa possiamo fare. Ancora la cucina e saremo nel mio laboratorio. Sicuramente dobbiamo creare qualche pozione per sconfiggere il dottore del male. Vediamo. Calma. Ole, mi ricordo un po' Alice in Wonderland, quelle atmosfere lì molto particolari. Allora, vediamo. Calma. Vediamo di passare dall'altra parte. Date un'occhiata al nostro ciuffone di capelli proprio degli anni 50. Ci mancava proprio una bella chitarrona Fender da mettere appunto accanto al nostro amico. Presto, si deve pensare in fretta. Calma. Andiamo. Bene, andiamo. Ottimo. Ma questa deve essere una specie di lava molto particolare. Ci squaglierebbe il sederone. Completato. Ottimo. Primo livello, ragazzi. Mitico per i nostri punti. Ok. Mamma mia, il nostro caro ragazzone. Guardatelo un po'. Addirittura con i guanti del futuro. Ce la siamo cavata abbastanza bene. Come dire, è stato un primo livello molto impegnativo. Anzi, poco impegnativo. Quindi, come dire, un primo assaggio a questo magnifico mondo. Vi ricordo che ci sono anche mini puzzle, come dire minigame da risolvere, soprattutto nel corso della nostra avventura. Quindi vi voglio far vedere un altro livello, come per esempio il tortificatore, che siamo, come dire, nel territorio asiatico, come potete ben vedere, una sorta di terra innevata. Quindi vi faccio vedere, intanto vi do un piccolo chiarimento. Ci ritrovavamo quindi nel nascondiglio di Da Vinci, il luogo da dove si parte ovviamente la nostra storia iniziale, solo che, come dire, è una sorta di livello introduttivo. Potete vedere, ci sono particolari prove, come per esempio prova di coraggio, presa di ferro, ci fanno capire a ferro e dondola come funziona il gioco. Quindi non era necessario farvi vedere una cosa del genere. Quindi siamo partiti, come dire, dal vivo della nostra storia e dal livello numero 1, ovvero, eccolo qui, torte ingegnose. In seguito arriveremo adesso al tortificatore e vedremo adesso che cosa accadrà. Quindi vediamo di catapultarci intanto all'interno. Intanto guardate il nostro caro ragazzone come tocca i tastini del controller. Eccolo qui. Questa è ovviamente la descrizione della nostra avventura. Eccola qui, vediamo un po'. Se c'è una cosa che non dovrebbe mai mancare nella tua lista per i regali di Natale, è dannazione, addirittura non ci hanno fatto neanche leggere. Che maleducati, proprio una velocità assurda. Vediamo dove arriviamo. Ok, questa è una sorta di livello, come dire, a tema per la creazione di una particolare torta. Quella è una bilancia, vediamo un po', come dire, senza significato. Intanto sempre le care donnone che cantano, addirittura delle... Ah, eccola qui, la nostra ragazzona. Allora, se vogliamo raggiungere la macchina delle intuizioni dobbiamo passare per la mia cucina. Quindi arriviamo purtroppo infestata da cattivelli. Ti proteggerò io, mia dolce glassa al limone, non essere sciocco. Vediamo di raggiungere il tortificatore. Allora, ovviamente il lavoro duro spetterà a noi. Dondoliamoci in queste piccole
tazzine, intanto qua un bel po' di zucchero filato. Bene. Allora, l'ho sfornato nel mio laboratorio. Usa R per mirare, R1 per sparare pasticcini. Che cos'è? L'arma del futuro! Vediamo di prenderla. Allora, che cos'è? Vediamo. Oh, addirittura, una sorta di mitragliatore, eh? Sparatorte. Guardate che figo. Bene, provalo su questo cattivello. Perfetto, vediamo un po' che cosa accade. Ah, ecco chi sono i cattivelli. Perfetto, spariamo pasticcini in pratica, ragazzi, eh? Vediamo un po'. Olè, vediamo. Questo livello si vede già molto più complicato. Come dire, i primi livelli sono come al solito in ogni gioco molto... Ah, attenzione, molto standard. Ce l'abbiamo fatta, vediamo di continuare, spingiamo il tutto. Bene, allora, pronto Sacottino, scatena l'inferno in nome dell'alleanza. Andiamo, perfetto, qui abbiamo addirittura altre munizioni. Andiamo, olè. Allora, vediamo un po', possiamo passare dall'altra parte. Terra delle liquirizie. Oh mio Dio, cosa sono questi piccoli cassettini che si muovono, eh? Attenzione, raccogliamo il tutto. Raccogliamo. Ok, andiamo al piano superiore. Attenzione, un po' di lava qui intorno. Vediamo di ricoprire il tutto. Benissimo. Calma, si sta per sciogliere, maledizione. Mi sono preso una bella brustolita. Perfetto. Allora, addirittura il nostro ragazzone continua a saltellare perché si è bruciato le chiappe. Però vediamo di essere competitivi questa volta. Attenzione, cos'è quella ruota? Vediamo. Spariamo una bella... Ecco, perfetto, mi sa che ho capito. Ah, perfetto. Allora, vediamo adesso dove dobbiamo andare. Mi sa che dobbiamo scendere da... Ah, perfetto, ok. Qui addirittura un bel crackers, anzi un bel buffer alla crema. Vediamo un po'. Ah, maledizione. Siamo diventati polenta, ragazzi, eh. Vediamo un po'. Forse dobbiamo sparare da quella parte qualcosa. Ah, perfetto. Ole, ok. Bene, allora, attenzione, un po' di fuoco. Allora, mi sa che i pasticcini non reggono molto da questa parte. Miriamo bene. Ok, 1, 2. Ah, ne possiamo sparare solo una alla volta. Ok, quindi vediamo di metterlo bene. Attenzione. Bene, ce l'abbiamo fatta. Vediamo al piano di sopra. Ok, siamo un pochino bloccati. Dobbiamo eliminare questo dannato. Allora, procediamo. Attenzione. Questa dannata roba schifosa. Vediamo di continuare. Questa è una specie di caldaia, ragazzi, eh. Vediamo di passare da questa parte. Ok, pronti al fuoco. Fuoco, benissimo. Attenzione. Bene, allora, vediamo un po' cosa c'è qui. Ah, ancora addirittura dei salterellini. C'era questi dannati cassetti, ho paura che saltano per fuori, eh. Vediamo. Attenzione. Maledizione, fammi passare, amico mio. Niente, ci ha completamente polverizzato. Vediamo un po'. Ah, ecco, lo sapevo io, infatti. Niente, dobbiamo risalire completamente al piano di sopra. Comunque è davvero molto particolare questo game, ragazzi, anche per la presenza di altri giocatori online. Attenzione. Eccolo, beccati questa, amico mio. Vediamo di procedere dall'altra parte. Saliamo al piano di sopra. Ecco, per esempio, ragazzi, guardate qui. Da questa parte, per procedere appunto da questa strada, abbiamo bisogno di 2 giocatori, perché per esempio ci saranno dei congegni per ovviamente far partecipare 2 giocatori per scoprire quindi particolari tatuaggi per il nostro personaggio e soprattutto particolari indumenti. Vediamo di salire. Niente, mi sa che dobbiamo prendere la nostra strada numero 1. Aia. Vediamo di passare. Bene, allora facciamo una bella scalina da questa parte. Bene, allora mettiamo nuovamente un piccolo pasticcino. Ci sono altre munizioni. Oh mio Dio, una bilancia. Vediamo un po', forse ho capito. Dobbiamo attaccare qualcosa qui. Bene, era abbastanza semplice. Ok, la storia si fa un po' più difficile qui. Quello è una sorta di semaforo del traffico. Vediamo, niente, dobbiamo essere rapidi qui, eh. Ok, andiamo. Calma, attenzione. Bene, perfetto. Ok, raggiungiamo un altro checkpoint. Vediamo un po' adesso cosa dobbiamo fare. Possiamo turare il buco, proviamoci. Attenzione, un po' più avanti. Ok, vediamo così. Perfetto, però dobbiamo metterlo meglio. Ho paura che fuoriesca. Vediamo un po' così. No, non si è appiccicato bene. Maledizione, continua a uscire un po' di succo. Così può andare bene. Vediamo. Prendiamo questo piccolo punto. Scendiamo. Vediamo. Ah, una bella chiave. No, presto. Non abbiamo più munizioni. Andiamo. No, oddio. Andiamocene via. No, la chiave poteva essere importante. Potevamo fare, come dire, potevamo aprire qualche livello segreto. Dannazione, non credo di poterci arrivare più, però abbiamo perso la nostra occasione. Vediamo da questa parte. Allora, attenzione, mi sa che è un po' più difficile questa. No, mi sa che abbiamo sbagliato. Ah, perfetto, ok. Andiamo dall'altra parte. Vediamo se adesso possiamo fare qualcosa qui. Vediamo. Niente, mi sa che non c'è la possibilità di salire. Andiamo. Ah, addirittura ci sono dei particolari achievement, come dire, dei particolari oggetti per il nostro personaggio. Li vedete appunto là in alto?
però appunto non so come salire. Forse la chiave serviva in qualche maniera. Vediamo un po'. Niente, mi sa che dobbiamo procedere, ragazzi. Vediamo un po' così. Ok, completamente fuori uso. Andiamo per il nostro checkpoint. Fuoco alle polveri. Benissimo, vediamo di continuare. Bene, 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 bene. Eccolo, pronti al fuoco. McReady. Fire. Bene. No, 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 messo male, ragazzi. Vediamo di metterlo meglio. Ok, andiamo, un bel salto. Grande, amico mio. Allora, addirittura la nostra bilanciona. Vediamo quello che possiamo fare. Un bel... ho capito, dobbiamo lanciare dal... no, 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 no. Dobbiamo lanciare dall'altra parte il piccolo saccottino. Forza. Forza. Maledizione. Vediamo adesso. Niente. Dobbiamo migliorare la nostra mira, dannazione. Mettiamoci da questa parte. Ok. No, troppo. Maledizione. Così. Perfetto. Allora, ecco, come potete ben vedere, dei particolari materiali in più. Adesso vedremo un po' di personalizzarlo un attimo con il nuovo materiale. Vi faccio vedere appunto come si fa. All'interno della personalizzazione del personaggio potete vedere le particolari descrizioni appunto per gambe, mani e tutto il resto. Per quanto riguarda ovviamente anche i capelli, noi abbiamo scelto la parrucca di Norbit. Eccolo qui. Per quanto riguarda invece il nostro materiale appena adesso ottenuto, possiamo addirittura sceglierlo nella nuova sezione velluto blu, o addirittura per esempio la pelle di Flash Boy appena adesso ottenuta. Ovviamente cambieremo la carnagione del nostro personaggio, però per adesso può andare abbastanza bene. Siamo riusciti ad arrivare a destinazione. Vediamo un po'. L'alleanza ha vinto ancora. Siamo riusciti a superare il livello in completa tranquillità. La splendida cucina è tornata come prima dopo aver eliminato tutte le particolari problematiche. Eccoci arrivati. Facciamogli fare un bel sorriso. Eccolo. Rendiamolo un po' triste. Eccolo. Non piangere, amico mio. Hai vinto. Hai vinto. Perché piangi? No, ma dai. Eccolo, guardate che figo. No, 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 no. Perché devi piangere, amico mio? Ecco, addirittura si possono cambiare le smorfie del nostro caro ragazzone in ogni modo che vogliamo. E questo, ragazzi, era Little Big Planet 2, come dire... Siamo riusciti ad affrontare 2 dei primi livelli della nostra storia. Come dire, sono presenti tantissimi livelli e soprattutto tantissimi enigmi da risolvere. Come dire, questi sono i primi livelli, come vi ho detto. Ancora è molto semplice svolgere i primi enigmi, però più avanti ovviamente diventerà molto più complicato. Fatemi sapere, ragazzi, che cosa ne pensate. Quindi fatemi sapere se volete, come dire, se vi va ovviamente vedere qualche altro gameplay, come dire, qualche altro livello e soprattutto qualche altra avventura qui in Little Big Planet. Adesso vi lascio al nostro caro Sackboy, un bel salutone appunto dal nostro caro amico. Fai un bel sorriso, ragazzone. Eccolo, facciamo una bella come dire, risata a tutti voi. Addirittura saluti dal nostro caro uomo di pezza. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay, ragazzi. Ciao a tutti dal vostro Edward Van Helgen.